Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo con la tragedia della funivia Stresa-Mottarone. A 5 giorni dall'incidente che è costato la vita a 14 persone, continua il grande lavoro degli inquirenti e la ricerca di reperti e dettagli che chiariscano definitivamente la dinamica della strage. Dopo i fermi dei 3 responsabili dell'impianto, che attendono ancora di essere interrogati dal GIP di Verbania per la convalida del fermo, ora le indagini si stanno concentrando sui motivi della rottura del cavo che ha provocato la caduta. Non si escludono a breve nuovi sviluppi dell'inchiesta. Oggi intanto a Vedano Lona un altro momento di dolore dopo che ieri San Fermo e Varese hanno salutato Silvia Malnati e Alessandro Merlo. Alle 15:30 nella chiesa di San Maurizio si celebreranno i funerali di Elisabetta Persanini, Vittorio Zorloni e il piccolo Mattia. Proclamato il lutto cittadino, previsti ingressi contingentati in chiesa e rigide norme anti-Covid. I compagni di classe di Mattia lanceranno in cielo palloncini bianchi, mentre la banda suonerà il silenzio. Aggiornamenti su prealpina.it. Un'altra mattinata di incidenti e disagi al traffico in provincia di Varese. Prima dell'alba, ai confini tra Carono Pertusella e Garbagnate Milanese, uno scontro tra un'auto e una moto ha provocato lunghe code e rallentamenti sulla vecchia Varesina. Per fortuna, il motociclista, un uomo di 39 anni, non è in pericolo di vita. Disagi anche a Varese, dove intorno alle 8 in via Gasparotto un'auto è finita contro un cartello stradale per cause ancora poco chiare. Pressoché illeso il conducente, ma nella zona tra Viale Europa e Viale Borri, già notevolmente tartassata da code e intasamenti, la situazione è ulteriormente peggiorata. Restando ai temi del traffico che si registra quotidianamente verso il centro di Varese, vediamo un servizio di Pasquale Martinoli proprio dedicato a Viale Borri. Sono le 7:45 del mattino, siamo in Viale Borri, all'altezza della ex S Lunga. Come potete vedere, le auto sono in coda in direzione del centro di Varese. Questo è un orario di punta che viene segnalato perché la colonna è davvero lunga, parte, pensate, dalla chiesa di San Carlo, e quindi occorrono dai 15 ai 20 minuti per approdare in largo Fraiano. La stessa situazione che vedete adesso si registra nel tardo pomeriggio. Come risolvere questo problema? Si confida nella maxi rotatoria di largo Fraiano, che eliminerà i semafori, e nella posa di semafori intelligenti all'incrocio con via Gasparotto. Basteranno? A Verbania, un autotrasportatore milanese è stato multato per ben 13.000 euro dagli agenti della polizia stradale. Nel suo furgone sprovvisto della cella frigo trasportava carne mezza scongelata e alimenti maleodoranti. L'uomo è stato fermato per un normale controllo lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore. Appena aperto il portellone, gli agenti sono stati investiti dall'odore di alimenti in decomposizione. A bordo c'erano carne e vegetale non opportunamente separati, alcuni alimenti etichettati come surgelati, che quindi avrebbero dovuto viaggiare a una temperatura di meno 18 gradi, mentre erano pressoché scongelati, con i sacchetti molli ai lati. C'erano anche verdure che perdevano liquidi, carni fresche ed essiccate, funghi e uova non separati tra loro e comunque privi della corretta etichettatura. Gli agenti hanno fotografato il tutto e hanno chiesto l'intervento del personale dell'ASL, che ha censito e sequestrato i prodotti. A Busto Arsizio torna l'incubo Covid-19 in carcere. Da un paio di giorni in via Percassano ci sono nuovi detenuti positivi e si riaffacciano le paure dopo che nei mesi scorsi l'emergenza aveva raggiunto livelli altissimi. La seconda sezione del penitenziario è stata chiusa per uno degli ospiti rientrato da un permesso e risultato contagiato all'esito del secondo tampone. Non è da escludere che nei prossimi giorni la stessa sorte toccherà alla quarta e alla quinta sezione. La settimana scorsa la casa circondariale si era distinta per la campagna di vaccinazione, che ha raggiunto tutto l'universo interno al penitenziario. Questa inversione di tendenza, con ogni probabilità, renderà necessario ripristinare misure più rigide sia di controllo che di socializzazione. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.